Noi sappiamo che il lupo può portare l'equilibrio, un certo equilibrio nell'ecosistema, ma probabilmente in quei ecosistemi dove non c'è tanta presenza dell'uomo e dei suoi allevamenti. Diventa sempre più difficile la convivenza con il lupo nei territori di montagna che oggi il divieto di uscire ha reso luoghi di conquista del grande predatore. A Chies dal Pago, sindaco e amministrazione sono seriamente preoccupati. In meno di 2 mesi il lupo ha sbranato 50 pecore, 2 muli, 2 cani e 18 daini custoditi in un recinto. Nelle altre zone della provincia gli allevatori denunciano una mattanza, le immagini sono eloquenti, pressoché quotidiana. Abbiamo preso paura perché negli ultimi 3 mesi la mattanza è stata importante. Non siamo abituati perché giustamente il lupo manca da 100 anni, no? E ho capito perché manca, perché probabilmente per quella civiltà contadina 100 anni fa era difficilissima la convivenza. Io oggi dico che non è che sia impossibile, però dobbiamo adeguarci. Dal Borgo ha preso carta e penna e ha scritto alle autorità competenti, provincia, regione e Ministero dell'Ambiente, per chiedere gli opportuni e previsti piani di gestione, controllo e contenimento, dove necessario, del lupo. Qui la situazione si fa seria, precisa Dal Borgo, poiché se non verranno attuate delle misure concrete in tempi celeri, andremo incontro all'abbandono delle attività da parte degli allevatori con un conseguente degrado pericoloso del territorio. Abbiamo l'impressione che questi lupi siano dei lupi problematici, quindi abbiamo chiesto di il monitoraggio, sapere quanti lupi sono tra Chiesa del Pago e il Cansiglio. Ancora non mi è arrivata risposta, manderò la settimana prossima una lettera in regione e al Ministero dell'Ambiente, perché è giusto che qua, se qualcuno vuole il lupo, però sapere quanti sono i lupi e se qualche lupo è problematico bisogna monitorarlo e contenerlo. Se da un lato, chiosa dal borgo, il lupo può essere un valido equilibratore della fauna selvatica, allo stesso tempo è fondamentale che venga preservato il paesaggio e la grande qualità ambientale del nostro comune montano, che è perfetta e indistricabile fusione del lavoro della natura e di secoli di lavoro dei montanari, senza il quale non si potrebbe avere questa straordinaria biodiversità che in molti ci invidiano.